Associazione a delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, corruzione. Sono solo alcuni dei capi di imputazione degli 11 arrestati, dei 55 denunciati nel corso dell'operazione messa in atto dalle Fiamme Gialle. L'importante è rassicurare i cittadini. Credo che il vero risultato sia proprio questo, quello di dar tranquillità alla cittadinanza. Nonostante l'importanza e la vastità dell'operazione, il procuratore della Repubblica di Venezia esclude che Mestre sia il centro nevralgico della criminalità di origine cinese nel Veneto. Penso che sia abbastanza diffuso il fenomeno, non è soltanto limitato a Venezia o a Mestre o al Veneto. Un'operazione simile ha un avviso importante per chi delinque e per i cittadini onesti. È un segnale a chiunque delinque, a chiunque ponga in essere degli illeciti, a disdoro delle economie legali italiane e di tutti quegli operatori onesti che ogni giorno aprono la luce nella propria casa e nella propria azienda. Dopo l'operazione Via Piave aveva un aspetto molto tranquillo, in giro ancora i mezzi della Guardia di Finanza e quelli dei pompieri, impegnati ad aprire le porte degli appartamenti in cui qualcuno si era barricato dentro. Ad essere soddisfatto, anche se attende di vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, il gestore dell'edicola di Via Piave, che da anni convive con questa situazione e non ha mai voluto cedere la sua attività. Ora tutti i residenti si aspettano che la vigilanza continui perché questa parte di Mestre torni ad essere vivibile come fino ad alcuni anni fa.